Di nuovo in diretta, soltanto per avvertirvi e fare il promo, come si dice, sono le 11:48 per linea diretta notizie giorno. Dunque, suggerimenti dei nostri amici silenziosi e poi la sigla. Tra qualche istante. Siamo pronti, perché sono notizie dell'ultima ora molto importanti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Di nuovo buongiorno, dunque abbiamo fatto il promo, abbiamo lanciato i nostri amici silenziosi, adesso apriamo subito con le notizie dell'ultima ora e partiamo per la precisione da Padova, vediamo se l'immagine. Ecco qua, dicevamo, siamo a Padova perché dalle 8:30 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio nella zona dell'Arcella. 2 persone sono finite all'ospedale. Il rogo ha interessato un appartamento mansardato in pieno centro a Padova. 2 persone sono state ricoverate in ospedale per l'effetto chiaramente di fumi inalati. I vigili del fuoco sono riusciti comunque a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell'intero stabile. È stato nel frattempo fatto evacuare nella massima sicurezza. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Tra l'altro sono rese un po' particolari causa la presenza, come potete vedere dalle immagini che gentilmente i vigili del fuoco ci hanno inviato, come potete vedere l'incendio si è sviluppato proprio nei pressi dove corrono i binari e l'alimentazione dicevamo, vedete c'è il passaggio del tram e dunque nel frattempo si è dovuto gioco forza disalimentare la linea elettrica per permettere agli operatori di poter operare nella massima sicurezza. In corso in questi minuti anche gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell'incendio. Vigili del fuoco come sempre pronti al lavoro. Adesso parliamo di un'altra notizia di cronaca proprio per dire che uscita autonoma e violento impatto contro un albero è successo questa mattina verso le 6 nei pressi della doppia rotatoria di Viale 23 Marzo a Udine. Il conducente è uscito per fortuna con le proprie gambe dal mezzo, ha riportato lievi traumi. Soccorso dai sanitari giunti in ambulanza direttamente sul posto. Non è stato necessario comunque il trasporto in ospedale e dunque lievi ferite già tranquillamente libero. Rilievi da parte degli agenti della squadra volante della questura, sul posto anche i vigili del fuoco per la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale, il tutto poi dalle 7 nella normalità, seppur orario di punta, ma non ci sono stati comunque disagi al traffico. Adesso ci spostiamo a Trieste per una notizia di cronaca, per dire che la polizia locale ha arrestato 2 ragazze di 18 e 20 anni perché trovate in possesso di 100 dosi di eroina provenienti dalla Slovenia. È accaduto alcune sere fa, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nella mattinata odierna, quando nel quartiere di Servola, nell'ambito dei controlli antidroga, nella periferia est della città, operatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale avevano notato scendere da un taxi sloveno le 2 giovani. Si tratta di 2 donne e con loro un uomo già noto per reati commessi agli stupefacenti. I 3 sono stati fermati per un controllo, ma sebbene non emergessero elementi di illiceità, i vigili si sono insospettiti per l'atteggiamento di inquietudine che pervadeva i 3. Accompagnati presso il comando è stata compiuta una perquisizione più accurata, dalla quale è risultato il possesso delle sostanze stupefacenti. Le 2 giovani sono state arrestate con l'accusa di aver importato dalla Slovenia la droga con fini di spaccio in concorso tra loro, mentre l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per concorso in reato. Adesso andiamo a Monfalcone per dire che il sindaco Cisinta ha ricevuto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, Giuseppe Granata, per fare il punto della situazione a vantaggio della maggior tutela del territorio.
Il distaccamento di Monfalcone è stato riconosciuto come classe SD4, il che evidenzia un fabbisogno del territorio che necessita di ore di lavoro. Accogliamo con piacere questo riconoscimento che attribuisce maggiori dignità alla sezione di Monfalcone e contestualmente ci consente di chiedere un adeguamento alle risorse per allinearlo alla nuova categoria, ha commentato il sindaco Cisint. La stessa prima cittadina ha poi accolto con grande entusiasmo l'avvio del corso per volontari promosso dal comandante Granata qualche anno fa e ora in via di sviluppo reale con la formazione di 12 volontari. Cambiamo argomento, ci trasferiamo nel Friuli occidentale per dire che continuano i lavori di pulizia affidati ai 6 comuni privati a costo zero con interventi avviati già nella zona di Spilimbergo in giù. Si tratta chiaramente della dismessa linea ferroviaria Casarsa-Pinzano che sarà riconvertita, ricordiamo, in ciclovia. Qui la foto è stata scattata tra la strada provinciale e il viadotto che attraversa, l'ex viadotto ferroviario che attraversa il torrente Cosa in prossimità di Spilimbergo. I fondi per l'opera sono già a disposizione, si calcola unitamente l'acquisto di una spesa complessiva di 7 milioni di euro che portano a gestire 27 chilometri di ex linea ferroviaria e sedime e 50 ettari di superficie interessate. Per ora non sono stati acquistati caselli e stazioni, anche se si sta negoziando, fanno sapere i sindaci del territorio, con Rete Ferroviaria Italiana l'eventuale passaggio di proprietà. E adesso andiamo a chiudere con una notizia di servizio perché ci saranno importanti novità per quanto riguarda la viabilità in regione, in particolare lungo la A4. Dateci tempo un po' di caricare e cambiare la foto. Eccola qua, dicevo che ci sono importanti novità perché pavimentazione in corso e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale sulla direttrice dell'autostrada Udine-Trieste nei pressi del nodo di Palmanova, dunque del famoso bivio A4-A23. Dalle 19 di oggi, giovedì 17 giugno, alle 6 di domani, venerdì 18, Autovie Venete ha predisposto la chiusura della rampa di collegamento tra l'autostrada A23 e la A4 sulla direttrice Udine-Trieste. Chi è diretto verso Trieste potrà uscire al casello di Udine Sud e riprendere l'A4 al casello di Palmanova, chiaramente seguendo la viabilità ordinaria, oppure seguendo la direttrice di marcia per Venezia, uscire a San Giorgio di Nogaro, rientrare in A4, chiaramente rimettendosi in direzione Trieste. Tutte le info eventualmente potete seguirle sul sito www.infoviaggiando.it. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto. Vi diamo appuntamento più tardi per le altre news, chiaramente aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Siamo a pochi minuti dal mezzogiorno perché ci guarda in diretta, dunque buon pranzo a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti